In 140 per un posto di ausiliario della sosta. Accade a San Donà, dove tante sono le domande di assunzione giunte all'azienda Abaco, che gestisce i 797 spazi di parcheggio della città. L'assunzione è prevista per la fine di maggio, dopo che gli aspiranti ausiliari avranno sostenuto un breve corso di preparazione con la polizia locale. Tesera, dopo gli allarmi bomba all'aeroporto Marco Polo, scatta l'allarme gas nervino. È accaduto attorno alle 23:30 di ieri, quando un passeggero di un volo in arrivo da Catania ha segnalato alla hostess di avere trovato la giacca riposta nel portabagagli inspiegabilmente bagnata. Immediata è scattata l'allerta e la chiamata al nucleo chimico dei vigili del fuoco, che con poche analisi hanno scongiurato il pericolo. Scorzè ha impiegato una quantità di diserbante superiore alla soglia massima consentita e per questo un'azienda agricola di Scorzè dovrà pagare una multa di 4.000 euro al comune di Mogliano, territorio in cui l'azienda ha distribuito del glifosato oltre la zona di sicurezza a 2 passi dal fiume. Ci sono anche 6 istituti di Jesolo, tra quelli inseriti nel decreto Blocca Scuole firmato nei giorni scorsi dal governo Renzi. Oltre 500.000 euro la somma destinata al comune marittimo per interventi urgenti di manutenzione che partiranno subito dopo la chiusura dell'anno scolastico, per venire realizzati durante i mesi di interruzione dell'attività didattica. Andiamo a Marghera. Dopo oltre un mese di sosta in rada, la motocisterna di ST Oslo, un cargo porta rinfuse battente bandiera panamense, ha fatto finalmente il suo ingresso nel porto di Marghera. La nave con 22 membri di equipaggio era ferma all'esterno del porto a causa di provvedimenti conservativi dovuti a diversi debiti contratti dall'armatore. La nave è ora ormeggiata in sicurezza in banchina nel porto di Marghera e i marittimi hanno potuto finalmente scendere a terra. Venezia trova 23 milioni di vecchie lire all'interno di una scrivania nella casa ereditata in Laguna, ma la banca non glieli cambia. Lo sfortunato protagonista di questa esperienza è un 69enne veneziano residente ad Udine. L'uomo si è rivolto ad Agitalia e, supportato dall'associazione, ha dapprima inviato diffida legale alla Banca d'Italia, rimasta però priva di riscontro, e poi ha presentato al giudice di pace di Udine un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento della somma convertita in euro.